Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina del Rosario d'Ogliastra, Bene, seduti, iniziamo il nostro incontro, che è un incontro parrocchiale, alla fine della visita canonica del padre provinciale, come abbiamo fatto anche lo scorso triennio con padre Giovanni. Eravamo meno persone, oggi visto la circostanza appunto si vuole discutere anche di questo. Qualcuno vorrà porre delle domande sulla chiusura, sull'abbandono e sul fatto che noi frati ce ne andiamo, ecco questo. Comunque, soprattutto vuole essere un incontro parrocchiale col nostro padre provinciale. La nostra parrocchia, che è porzione del popolo di Dio, radunata attorno a Cristo, e soprattutto la cosa che conta per noi che siamo credenti è che Cristo sia presente in mezzo a noi, che possiamo testimoniare Gesù Cristo vivo. E Gesù Cristo vivo lo possiamo testimoniare nelle nostre relazioni. Quindi la parrocchia, che deve essere un luogo di relazione, di comunione. Ci sono i vari gruppi parrocchiali, c'è il gruppo dei catechisti, il consiglio pastorale, il gruppo di Padre Pio, l'associazione della Madonna d'Ogliastra, il comitato di Sant'Antonio, e il gruppo poi che si incontra per la Coroncina, e poi è un po' allargato, ci sono anche altre persone dell'altra parrocchia e qualcuno dei paesi circostanti. Poi ci sono anche le autorità, sono venute, il sindaco di Lanusei, il vice sindaco, la sindaca di Seui, il sindaco di Arzana e il sindaco di Tortolì, ecco così. Nomi non li dico perché qualcuno lo potrei sbagliare, comunque li conoscete. Bene, benvenuti, grazie della vostra presenza, rappresentano, ecco, la popolazione. E perché anche tanta gente, adesso al di là dell'incontro parrocchiale, questo vogliono dire che ci vogliono bene, che stimano il nostro operato di frati, figli di San Francesco, il nostro operato che ha iniziato nel 1979, 20 giorni prima della mia nascita più o meno. Io sono nato a febbraio, l'11 di gennaio vennero i frati, padre Salvatore e padre Sebastiano, frate Arcisio, e poi ricordiamo i parroci, padre Marco Locche, primo parroco dall'87, padre Andrea Manca, poi padre Federico, padre Maurizio, infine ci sono io. Ecco l'operato di tutti questi frati, degli altri frati che hanno aiutato i parroci, e penso che sia apprezzato in questa zona, che ha bisogno di testimonianza, ha bisogno di essere accompagnata, supportata, e che tante volte ha vissuto l'abbandono. Ecco, l'abbandono, ma sta rischiando anche l'abbandono delle istituzioni, l'ospedale, il tribunale, ecco. E questo è il quadro. E quindi ora iniziamo col consiglio pastorale, poi magari se vuoi dire due parole. sicuramente voglio dare un saluto, sindaci, vice sindaci, tutti voi che state partecipando a questo incontro, che è un incontro soprattutto per i collaboratori parrocchiali, ma ovviamente è aperto a tutti, non ci sono problemi da questo punto di vista. Ecco. È un incontro che vuole soprattutto ringraziare chi è sempre vicino a Padre Enrico e a tutta la fraternità in questi anni, fino ad oggi, anche nel periodo prossimo. Ecco. È un incontro di ringraziamento e di ascolto soprattutto. Ecco. Non voglio
dilungarmi a parlare perché sono qua soprattutto per ascoltare. Ascolto anche chi non parla perché siete tutti visibilmente in comunicazione, una comunicazione molto chiara, una comunicazione molto, come dire, incisiva. Vi dico anche che ho fotografato uno per uno tutti gli striscioni presenti in piazza, così me li porto appresso anche quando ritornerò a Cagliari questa sera. Ora a presentare il quadro della situazione e per primo José che rappresenta i catechisti. A nome di tutti, Padre Filippo, la ringraziamo della sua visita al Santuario Diocesano Madonna d'Ogliastra. Padre Enrico, come catechisti, ci ha chiesto di presentargli brevemente le attività che, in riferimento all'educazione e alla fede dei bambini e dei ragazzi che frequentano questa parrocchia. La catechesi è proposta per i bambini dalla seconda elementare fino ai ragazzi della terza media, con 7 gruppi di ragazzi seguiti da 1 o 2 catechisti, compresa una suora. Prima della pandemia il cammino della fede è segnato dalla ricezione del sacramento della confessione in terza elementare, dalla prima comunione in quarta elementare e dalla cresima in terza media. E si è insistito sulle presenze sia alla messa sia al catechismo, cercando in questo modo anche di sensibilizzare e avvicinare le famiglie, chiedendo loro una maggiore collaborazione e partecipazione alla vita parrocchiale. Oltre al catechismo si celebra una liturgia penitenziale per i ragazzi in Avvento e Quaresima, la partecipazione alla novena di Natale e all'adorazione eucaristica durante le 40 ore. E negli ultimi anni si è tenuta a giugno nel Bosco Selene la festa a conclusione dell'anno catechistico, coinvolgendo così le famiglie dei bambini e dei ragazzi. Come tutti, da marzo 2020 a giugno abbiamo sospeso le attività, cercando però di stare vicini ai ragazzi come potevamo, attraverso vari mezzi, mentre da ottobre 2020 con le riaperture abbiamo modificato la modalità, con la messa alle 10 solo per ragazzi e famiglie del catechismo e subito dopo 15-20 minuti di catechismo tutti insieme in chiesa, seguendo la tematica della messa, presentata di volta in volta dai catechisti e dal parroco, curando però anche i momenti forti dell'anno come Natale e Pasqua. Il gruppo dei catechisti si è in ogni caso, anche in questo tempo, riunito con il parroco circa ogni mese, quando possibile, per la programmazione, per momenti di riflessione catechetica o spirituale, oppure per come stava andando l'anno in corso, e infine per l'organizzazione della ricezione dei sacramenti in questo anno un po' particolare. Noi catechisti siamo felici di collaborare per l'educazione alla fede dei ragazzi, aiutando la parrocchia guidato dai frati cappuccini che si sono succeduti in tutti questi anni, e vogliamo ancora farlo. Ci piace sottolineare il valore della vostra presenza qui alla Lanusei, non solo come guida della parrocchia, ma anche come punto di riferimento per la diocesi, visto che non sempre noi parrocchiani lo ricordiamo e ne abbiamo consapevolezza. Questo è un santuario diocesano visitato da tante persone che provengono da tanti paesi anche lontani, non solo per pregare la Madonna, ma anche per incontrare voi frati cappuccini. Nella precedente visita parrocchiale di 2 anni fa, a cui Padre Enrico ha fatto riferimento, dicevamo al suo predecessore Padre Giovanni: il nostro auspicio è che la vostra presenza possa continuare per tanti anni ancora, aiutandoci a vivere sempre meglio il nostro essere cristiani alla luce del Vangelo attraverso il carisma di San Francesco d'Assisi. Oggi siamo dispiaciuti della vostra partenza e di questa decisione. Speriamo che la vicinanza e la frequentazione a questo santuario mariano da parte di tutti, ma soprattutto la preghiera fiduciosa al Padre, possano essere sempre più intense, da poter suscitare nuove vocazioni anche alla vita religiosa francescana e magari far sì che questa decisione possa cambiare. Grazie. Ora interviene Alessandro, il segretario del Consiglio Pastorale, che presenta anche gli altri gruppi nel suo intervento. Essendosi insediati alla Lanusei nel 1979, non è sicuramente semplice raccontare tanti anni di storia in poche righe, ma vanno sicuramente toccati alcuni punti essenziali. È da premettere che sin dal loro insediamento i frati cappuccini sono diventati una vera e propria istituzione,
non solo per Lanusei, ma per tutto il circondario. Il legame dei lanuseini è talmente forte che anche nell'intercalare quotidiano non si dice sono andato al santuario, ma bensì sono andato a Gante Sparase. Come premesso, non è possibile raccontare la storia per intero, ma è importante evidenziare le varie realtà che ruotano attorno a questo importante luogo di preghiera e di fede. Di fondamentale importanza è l'Associazione Madonna d'Ogliastra, che lavora tutto l'anno in quanto si occupa delle pulizie e del decoro del santuario, oltre che dell'organizzazione del pellegrinaggio diocesano alla Madonna d'Ogliastra e di tutte le altre feste che si snodano nel corso dell'anno liturgico. Altra importante realtà è il gruppo di preghiera di Padre Pio, che puntualmente si riunisce. La partecipazione a questo gruppo non si limita alle persone di Lanusei, ma si estende alle persone dei paesi limitrofi. È stato costituito all'interno della realtà parrocchiale anche il comitato per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate. Ho dimenticato di ricordare l'adorazione eucaristica che ogni giovedì alle 21 si tiene, e anche quella raccoglie molte persone anche dai paesi limitrofi. Altro punto di forza è il coro parrocchiale, sempre puntuale e sempre presente nell'animazione delle celebrazioni liturgiche. Pur trovandosi solo ormai da 1 anno e mezzo, Padre Enrico riesce comunque a tenere il santuario e la parrocchia in uno stato di buona salute. Tantissime persone hanno trovato una parola di conforto che scaturisce dal suo carisma. Puntualmente, ogni primo venerdì del mese, si reca dagli ammalati per la distribuzione della comunione. Lui stesso si occupa della formazione dei chirichetti, che sono sempre in crescendo, in costante crescita. Sempre lui, coadiuvato da un gruppo di persone di fiducia, si sta occupando dell'oratorio, attività momentaneamente interrotta a causa della pandemia, ma che speriamo possa ripartire al più presto. Parlando di oratorio, non possiamo non parlare di bambini e ragazzi. 45 sono i bambini che hanno ricevuto il sacramento della prima comunione e 19 sono i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della crisima. Tantissimi, come ha detto José, sono i bambini iscritti al catechismo ed è bello vedere un crescente numero di genitori che si fermano alla messa insieme ai propri figli. Anche questo frutto della buona e costante comunicazione parroco-genitori e della sua perseveranza nel ricordare quanto sia importante che genitori e figli partecipino insieme alla Santa Messa. Ultima, ma solo cronologicamente e non perché sia meno importante, la costituzione e l'istituzione della Caritas parrocchiale, fortemente voluta da Padre Enrico sulla scia dell'esempio di San Francesco di non lasciare soli gli ultimi, avvenuta lo scorso novembre. Tante sono le pagine scritte in questo santuario e tante altre ne verranno. Ci affidiamo al Signore e alla Madonna d'Ogliastra perché queste pagine si continuino a scrivere e soprattutto perché si continuino a scrivere con i frati. È stata presentata la realtà parrocchiale. Adesso probabilmente immagino ci siano molte persone che hanno desiderio di parlare. Il giugno scorso abbiamo avuto già un incontro dai salesiani. Ho avuto modo di dire un paio di cose. Immagino non ci foste tutti, anche se immagino anche che su YouTube abbiate seguito tutti il video che è stato caricato. Però, come dire, seguire un video è una cosa, poter parlare e avere uno scambio è un'altra cosa. Ecco, quello che vorrei si realizzasse e non è come dire, un monologo, ma un dialogo. E il dialogo è fatto non solo di persone che parlano, ma anche di persone che ascoltano. Io mi impegno in questo,
mi piacerebbe che ci impegnassimo tutti. Ecco, chi vuole intervenire, io inviterei il sindaco, rappresenta la cittadinanza e poi chiunque voglia intervenire può intervenire. Grazie Padre Enrico, grazie e benvenuto a Padre Filippo. Un saluto a tutti, un abbraccio agli amministratori per questa giornata comunque importante. Do atto in maniera molto positiva del fatto che Padre Filippo per la seconda volta viene a Lanusei a confrontarsi con noi. Un elemento certo importante, non posso non leggere i manifesti che ognuno di noi ha. Abbandonarci uguale sconfitta. Quando è trapelata la notizia, è stata commentata su Facebook. Facebook, lo sappiamo, è uno sfogatoio. Le persone a volte pensano non di parlare in piazza, ma di parlare a pochi amici, pochi contatti intimi. Però a volte emergono, come dire, le emozioni più intense, quelle più vere. E il sentimento che emergeva era uno, quello della rassegnazione. Anche loro ci lasciano. Era una ferita, perché poi da amministratore uno si interroga e dice: ma io cosa posso fare? C'è un po' di follia nel candidarsi a fare il sindaco, il vice sindaco, l'amministratore di queste realtà. Sono realtà povere dal punto di vista economico, ma lo facciamo perché sono realtà ricche dal punto di vista sociale e noi ci crediamo, apparteniamo alle nostre comunità, siamo orgogliosi delle nostre comunità e pensiamo che possano vivere meglio. E pensiamo che il nostro agire quotidiano possa creare un tassello in più perché si realizzi il nostro obiettivo, quello della qualità della vita, in sintonia con gli altri. Però tutti i giorni dobbiamo affrontare delle sfide. Le sfide della lontananza rispetto agli altri punti di riferimento erogatori di servizi nella nostra Sardegna è una sfida sempre più complicata. L'ha detto Padre Enrico, lui oramai è lanuseino, lui oramai è ogliastrino. Ogni settimana, ogni mese, ogni anno noi ci confrontiamo con un'ipotesi di chiusura del Tribunale, della Procura della Repubblica, del carcere, dei servizi ospedalieri. Qualche volta addirittura si ipotizza la chiusura o addirittura il ridimensionamento dell'ospedale. Questo ha fatto sì che il territorio è perennemente in lotta per difendere dei diritti. Siamo cresciuti, io oramai ho 43 anni, con l'idea che l'Ogliastra fosse un'isola nell'isola, che fosse isolata dal resto. Addirittura qualcuno mi diceva quando ero ragazzo è una situazione di privilegio, perché il fatto di essere a 2 ore, 2 ore e mezzo di distanza da Cagliari, un'ora e mezzo di distanza da Nuoro, ci mette nelle condizioni di difendere quello che abbiamo. Invece negli ultimi anni stiamo cercando tutti insieme con grande fatica di fare il salto di qualità e di sfruttare appieno le potenzialità del territorio che noi consideriamo enormi, perché sono enormi. Penso al porto di Arbatax, penso a questa magnifica veduta, penso ai servizi ospedalieri, penso a tutti i servizi che possiamo dare non solo al nostro, ma anche agli altri territori. E quindi penso che la nostra vera sfida sia passare dalla rivendicazione sterile no, non lo devi toccare, ad una fase in cui si migliora, si rilancia, si cresce e ci si confronta con gli altri. Poi però arrivano queste notizie e quando ancora noi piangiamo l'abbandono dei salesiani, che quando nel 1900 sono arrivati a rendere grande Lanusei e grande l'Ogliastra, a renderla sì importante nello scacchiere regionale, perché quell'opera quotidiana di amore, di dedizione, di cultura ha fatto sì che qua ci siano dei centri dirigenti importanti, dei centri che sono punto di riferimento, che dialogano direttamente con Cagliari e che hanno ancora delle potenzialità di crescita. Lo diciamo sempre con un pizzico d'orgoglio, anche Cossiga ha studiato a Lanusei, perché Lanusei e l'Ogliastra erano sinonimo di qualità. Anche se erano isola nell'isola, riuscivano a dare il meglio di sé. Però questa lotta quotidiana, l'abbandono dei salesiani, ripeto, le ipotesi, l'ho accennato nella riunione dei salesiani, del teatro Tonio Dei che è stato acquistato dai salesiani, perché l'ho solo accennato e lo voglio solo accennare oggi perché non deve essere oggetto della discussione odierna, che è un'altra. Anche l'ipotesi di un eventuale futuro accorpamento della nostra curia con quella di Nuoro
è un qualcosa che viviamo male, con grande sofferenza. Io lo dico qui alla Lanusei, sono andato una volta col sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, a fare una celebrazione religiosa in occasione della Madonna di Bonaria sulla Tirrenia, e c'era ovviamente anche il vescovo, e in quell'occasione una signora ha fermato il vescovo, Massimo forse non lo ricorda, e gli ha detto: le devo dire, monsignore, le devo dire una cosa, vorrei che la curia tornasse a Tortolì. Lui ha sorriso, ha detto: signora, la curia è alla Lanusei, rimarrà alla Lanusei, ma noi siamo comunque vicini. Ma a distanza di tanti decenni, ancora quella signora sentiva di essere stata abbandonata dal fatto che la diocesi fosse stata spostata di 20 chilometri. Io ho ascoltato attentamente le parole degli interventi che mi hanno preceduto, di José e di Alessandro, e dicevo: non è pensabile che questi lavori siano coordinati solo da una persona. Non è pensabile che solo Padre Enrico sia riuscito a coordinare un lavoro di questo livello, di questa quantità e di questa qualità. Ma perché ci è riuscito? Non solo perché lui è un lavoratore indefesso, perché è stato nelle condizioni di entrare davvero in sintonia con tutta la società lanuseina e ogliastrina, ma l'ha fatto perché dietro di lui e insieme a lui, e se posso anche dentro di lui, c'è quella grandissima credibilità che ognuno di noi riconosce ai frati, che vi riconosce. E allora lui ha avuto la capacità di costruire qualcosa di importante che noi tutti gli riconosciamo e vi riconosciamo, che secondo me deve rendervi orgogliosi di far parte attiva della comunità lanuseina e ogliastrina. Ci sentiamo gli ultimi e vi chiediamo davvero, dal più profondo del cuore, è emerso questo con forza, con dei sentimenti che io non riuscirei a trasmettere, che davvero la comunità piange, è preoccupata dall'ipotesi di uno spostamento dei frati. Noi ve lo chiediamo, vi vogliamo dire semplicemente questo: cioè noi siamo preoccupati e ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo noi per primi sconfitti. Ho chiesto solo una cosa a Padre Enrico il giorno che ho saputo la notizia: io vorrei parlare con chi ha assunto la decisione, perché vorrei non che la cambiasse, vorrei semplicemente che sapesse quanto per noi è importante, quanto per noi rappresentano i frati alla Lanusei e Ogliastra. Quella che è la storia non la possiamo cancellare, però questo lavoro che è stato fatto negli anni, in 42 anni, guardate, va rilanciato, va migliorato, ma è stato fatto talmente tanto che non si può tornare indietro. Io lo dico davvero da esponente di questa comunità, ma da ultimo dei lanuseini: noi abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di continuare a lavorare insieme. Lo dico con parole semplici, ma sono queste che ho in mente. Io non so cos'altro dire, però guardate, la comunità non capirebbe, le comunità ogliastrine non capirebbero. E ho avuto conferma di questa situazione ancora di più nell'occasione del confronto dei salesiani, perché alcuni interventi sono stati talmente accalorati, seppure non preparati e spontanei, che mi hanno detto: da sindaco io non posso rimanere inerme, io devo fare tutto ciò che è in mio possesso, in mio potere, la comunità deve fare tutto ciò che è in suo potere per convincere Padre Filippo e chi con lui assume la decisione finale che non c'è Lanusei senza frati e non ci sono frati senza Lanusei. Davvero non voglio essere retorico, ma è così, perché quando c'è... Ieri ho partecipato alla messa della nostra patrona e il vescovo ha parlato di amore e di risurrezione. E ha detto che la risurrezione non è dopo la morte, la risurrezione è in vita, nelle opere che facciamo quotidianamente. Ecco, noi oggi stiamo scegliendo tra la morte e la risurrezione. Cioè noi oggi vogliamo continuare a vivere una vita piena e voi fate parte della nostra vita e non possiamo rinunciare ai frati, perché significherebbe rinunciare a una parte della nostra vita.
sintesi, davvero, dateci la possibilità di risorgere. Grazie. Ecco, grazie al sindaco dell'intervento, che esprimeva anche tutto l'affetto e il trasporto. Ecco, faccio una puntualizzazione, c'era anch'io ieri alla messa, il vescovo appunto diceva che tante religioni credono nell'oltretomba, e anche la reincarnazione, che cos'è la continuazione della vita, ma il cristianesimo si crede oltre la morte, ma è un risorgere anche qui in vita, avere i segni della resurrezione. Ecco, puntualizzo questo perché potrebbe essere frainteso come... Bene, grazie comunque, grazie dell'intervento così ampio che esprime il parere di tanti e la convinzione che tanti hanno e il fatto che ci ritengono indispensabili quasi, no, indispensabili, non usiamo questo termine, ci ritengono parte di loro, parte di questa comunità. Non voglio rispondere al sindaco perché sembra quasi che se no poi diventa una partita a tennis. In realtà c'è da rispondere perché ha ragione, non perché non abbia niente da dire. Vorrei piuttosto fare un intervento giusto per aggiungere sul fuoco anche altri punti di vista, perché forse il punto di vista dei frati è quello meno conosciuto e che entra meno in gioco. Siamo messi davanti a una decisione, ci è sbattuta in faccia come uno schiaffo e punto. Quindi vorrei porre un po' il punto di vista anche dei frati perché entri anche nel dialogo. Mi viene in mente un'immagine giusto per capire. Una decina d'anni fa mi trovavo a Cagliari. Fra Lorenzo era una delle tante volte che stava male, sapete, Fra Lorenzo riceveva tanta gente, tanti disperati ogni giorno a Cagliari. Erano già come dire, gli anni della discesa a livello fisico, aveva già più di 90 anni e quindi stava molto male in infermeria. Però la gente fuori dalla porta continuava a essere disperata, continuava ad avere bisogno. Quindi la gente suonava il campanello, entrava nella portineria e diceva: ho bisogno di vedere Fra Lorenzo. E il portinaio giustamente diceva: purtroppo non può, è malato. No, lei mi sta dicendo sciocchezze, io ho bisogno di vedere Fra Lorenzo, sono disperata. Signora, non posso, ho queste disposizioni, non posso farglielo vedere, sta male. Insomma, in 448 questa donna disperata, immaginate la disperazione, cosa porta a dire, cosa porta a fare, che tipo di atteggiamento. Mi sono trovato a passare lì, credo fossi ancora studente, e ad ascoltare lo sfogo della donna e a mettermi anch'io a convincerla a desistere dal incontrare Fra Lorenzo. Ecco, oggi mi trovo nella stessa identica posizione. Ho una fraternità che sta male, che è in difficoltà, che ha bisogno di essere sostenuta, che ha bisogno di riforme, che ha bisogno di tanti interventi per non arrivare là dove molti enti religiosi sono arrivati oggi in Sardegna, che o non ci sono più, o non sono più una provincia, non sono più autonomi, o hanno chiuso quasi tutte le loro case, forse gliene è rimasta una o due. E dall'altra parte ci siete voi che avete tutto il diritto di avere bisogno, di chiedere aiuto, di chiedere la nostra presenza, esattamente come quella donna. Non potevo dire se ne vada, non scocci. Con che diritto potevo schiaffeggiare la sua disperazione in quel modo? Però d'altra parte non potevo neanche aggravare ulteriormente la salute di Fra Lorenzo dicendo
si alzi in piedi e vada a ricevere la signora. Non è possibile. Quindi capite una cosa, e cioè che le soluzioni non avvengono così. Si può discutere sul fatto che si possa fare una cosa o un'altra, sì, ma che ci sia una scelta nei vostri confronti indifferente o che fra 1000 opzioni possibili, mi ho detto, chi se ne importa di Lanusei, chiudiamo Lanusei. Ecco, questo che voglio dire, giusto per iniziare un discorso, non è questo il caso. E non è facile trovare la giusta soluzione ai nostri problemi. Ho detto anche l'altra volta, lo ripeto, 4 fraternità con 2 persone e una fraternità con un solo frate. Non è naturale. Un sacerdote diocesano sceglie quel tipo di vita, vive da solo, è educato a questo in tutta la sua formazione. Un frate sceglie la vita fraterna, è educato alla vita fraterna e quando non vive la vita fraterna per un lungo periodo inizia a corrompere la propria vita. Cappuccina, francescana. Francesco è questo che ha inventato, cioè la fraternità. Prima di Francesco c'erano i monaci e i preti. Francesco ha ricevuto dal Signore come carisma la fraternità. È vero che c'è una legge della Chiesa che dice che la fraternità è fatta da non meno di 3 persone. Però la legge, perché anche una fraternità con 3 persone, proprio il minimo indispensabile, non è che si viva così. In 2 ho visitato le altre fraternità lungo la visita canonica, una desolazione, da solo è la morte. Io da padre, fra virgolette, devo fare anche questi ragionamenti. Vi dico questo non perché devo convincere qualcuno, ripeto, vi sto dando un altro punto di vista, giusto per dialogare. Quindi da parte mia c'è una preoccupazione di non far morire la fraternità cappuccina sarda, divisa in tanti conventi. Ci sono state scelte sbagliate in passato? Probabile. Anche nel presente? Probabile. C'è la crisi che ha afflitto la Chiesa intera in questo periodo? Sì. C'è forse anche tiepidezza tra i religiosi? Ci mettiamo anche questo. C'è una scristianizzazione anche del popolo di Dio? C'è anche questo. Voi vedete che cosa sta facendo il vescovo, anzi cosa fanno i vescovi in questo periodo? Accorpano le parrocchie. Non hanno abbastanza preti, tolgono 1 o 2 parrocchie e un parroco deve occuparsi di 3 parrocchie. Se io devo fare questo ragionamento, cosa faccio? Tengo un frate a Lanusei che si deve spostare a Cagliari, Mores forse è più vicino, Olbia. Capite che non è la stessa cosa di quello che può fare un vescovo con le sue parrocchie. Per noi è molto più problematico ed è una cosa che non solo i frati sardi, tutto l'ordine cappuccino e non solo, frati minori, conventuali, salesiani, state vedendo e non so quanti altri ne spariranno dalla Sardegna. Io non vorrei arrivare a questo, anche se perché se continua così poi perdiamo l'autonomia come una provincia dei frati minori cappuccini, diventiamo custodia, delegazione o ci accorpano un'altra provincia, dopodiché un provinciale di fuori, come spesso succede, cosa fa? Numeri, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Allora sì che ancora meno dialogo di quello che c'è attualmente. Questo vi dico, guardando verso il futuro, è una preoccupazione. Guardando nel presente ricevo le telefonate dei frati che mi dicono: oh, non ce la faccio più, quando è che mi mandi qualcuno? Oh, non ci arrivo più,
guarda che fra un po' ti prendo e ti do le chiavi del convento e me ne vado, cioè non ce la faccio più. Perché ci sono realtà, come dire, per tenerle aperte non basta semplicemente che ci sia il frate e faccia quello che può. La gente chiede, c'è da spostarsi, c'è da fare tutta la parte amministrativa, oltre che tutta la parte ministeriale. Sono un sacco di problemi. Quando uno si ritrova solo ad affrontarli, sì, c'è il telefono, però quando hai 2, 3 fratelli con il quale fare il cammino è un'altra cosa. Il telefono, lasciamo il telefono, i mezzi di comunicazione, i social network non sono relazioni. Ecco, questo vi dico, il discorso che stiamo facendo anche oggi è un discorso di, va bene, quali sono i problemi, quali sono le soluzioni. Non è facile. Non è facile per voi, lo vedo, lo riconosco. Vi prego di capire che non è facile anche per me, non è facile per Padre Enrico, non è facile per tutti i frati che sono in difficoltà, non è facile poi relazionarsi ai propri superiori, alla propria fraternità, perché anche lì ognuno ha soluzioni diverse, voi date una soluzione diversa, capite perlomeno che non è o bianco o nero. Sono molte complicazioni, molte complicatezze, esattamente come quel giorno aveva ragione la signora, aveva ragione Fra Lorenzo, che si fa? Non è che fare una cosa, fare un'altra e dare ragione a qualcuno, dire che uno è buono o uno è cattivo. Fra Lorenzo era un santerello, quella donna forse era più santa di lui, perché con tutte le sofferenze che viveva, chissà quanto era gradita agli occhi del Signore. Però poi nessuno dei due poteva far nulla. Andavamo da Fra Lorenzo e diceva: adesso starò meglio, adesso mi alzo, adesso riprendo a ricevere. L'avremmo trovato morto dopo 5 minuti. Eppure la volontà e il desiderio ce l'aveva. Ecco, vi ho fatto questo esempio che mi è rimasto dentro, che mi è venuto in mente in questa situazione, per farvi capire anche come un padre da una parte e dall'altra persone ugualmente bisognose, dice: ma che faccio? Ma penso che anche voi in casa vi troviate nella stessa situazione. Mio figlio ha bisogno del dentista e io non ho i soldi per mandarcelo perché non ho lavoro, perché ho già finito i soldi questo mese. E che fare? Da una parte sono impossibilitato dall'altra. Anche voi vivete le stesse cose. Guardate che non è il poteri forti contro i poteri deboli, il grande potente provinciale contro la sofferente Lanusei. Non siamo in uno scontro, come dire, di questo tipo. C'è questa pulce e poi ci siete anche voi, che avete anche voi una grande fragilità, ma siamo in questa situazione. Non c'è un burbero, come dire, senza sentimenti qua che non gliene importa nulla, che sta prendendo decisioni a tavolino, altro che tavolino. Io volevo solo ribadire questo, giusto per capirci. Ecco, Paola Morino, catechista. Allora, chiedo scusa per l'emozione, perché non mi piace parlare in pubblico. Però, mentre parlava, padre, a me è venuto da ricordare San Giovanni Paolo quando ci diceva: non abbiate paura. E un'altra cosa che mi è venuta in mente è: Dio non si lascia vincere in generosità. E mi sono sentita di dire queste cose: non abbiate paura. Capisco che lei si senta tanto combattuto, perché sicuramente io non conosco i numeri, non so, però io sento fortemente che questa presenza qui è necessaria. Non posso parlare per le altre comunità, non posso parlare per lei che deve prendere decisioni così importanti, però anch'io vorrei che lei sentisse il nostro punto di vista. Da poco ero a Laverna, dove il padre Guardiano ci ha tenuto una bellissima lezione. E io ricordo che San Francesco diceva di andare agli ultimi. Io penso che noi qui in Sardegna forse siamo gli ultimi, perciò non dimenticateci, semplicemente questo. C'era Davide Ferrini, che
è stato sindaco nell'amministrazione precedente, sindaco di Lanusei. Grazie Padre Enrico, piacere Padre Filippo di conoscerla, un saluto a tutti voi. È da parecchio che non mi capita di parlare in pubblico, però oggi mi sono sentito di voler esprimere anche un concetto, riprendendo da subito la sua disponibilità al dialogo. Con molto piacere ho sentito il punto di vista che lei ha esposto. Chi prima di me ha parlato benissimo ha descritto le motivazioni per le quali questa comunità chiede fortemente, con questi cartelli, con tutte le scritte che lei ha puntualmente fotografato una per una. Ha espresso fortemente appunto le motivazioni con le quali vi si chiede di fare una riflessione aggiuntiva e magari di trovare ancora, anche grazie al dialogo, una possibilità che cambi quella che è una decisione forte che è stata messa in campo per la nostra comunità. Non è una decisione semplice da digerire, anche perché arriva, come bene richiamava il sindaco, in una realtà che ha visto ogni giorno una parte delle nostre forze, delle nostre energie fisiche e mentali destinate alla continua difesa di quello che è un diritto a voler vivere questo territorio, dalla nascita per tutta la vita fino alla morte, che auguriamo lontanissima per tutti. Detto questo, abbiamo fatto un po' il callo a certe situazioni, ahimè, dico, perché come comunità, anch'io come ex sindaco di questa comunità ho vissuto queste problematiche, ci hanno insegnato a essere senz'altro forti, però ci hanno fatto capire quanto ogni volta le decisioni che poi via via venivano prese, che hanno portato a uno smantellamento, una riconfigurazione forte di quelli che erano i servizi da un lato e le presenze della Chiesa dall'altro, fondamentali sotto tutti i profili, primo quello ovviamente della fede, a seguire la presenza con la funzione di educatrice per la nostra comunità e per i nostri giovani. Ecco, queste presenze che via via sono purtroppo andate a scemare o comunque andate a essere addirittura chiuse, come l'esempio dei salesiani, e parlo da ex allievo salesiano, ci hanno segnato e continuano a segnare la nostra esistenza. Ma abbiamo, dicevo, fatto un pochino il callo a queste situazioni, quindi questa gente oggi presente, così come negli incontri precedenti, non si arrende facilmente, quindi non accetta la sconfitta che è scritta in questi cartelli e vuole provare a comprendere attraverso queste parole che sono state espresse e attraverso la sua apertura al dialogo se questa comunità può fare ancora qualcosa di più, perché è giusto proporre di fare qualcosa in più nel momento in cui giustamente il punto di vista espresso evidenzia delle difficoltà che non sono semplici anche per voi da raccontare e anche per voi da vivere. Padre Enrico, col quale abbiamo avuto modo di collaborare tante volte, è una roccia, è una potenza, come è una roccia, una potenza tutto l'insieme di persone che compongono la congregazione dei frati. Ma è una roccia semplice, mi piace sottolineare questi aspetti perché quando, e vi racconto una cosa velocissima, scusate se vi rubo ancora un minuto, quando nel 2006 mia moglie di Cagliari, dovevamo andare a confessarci prima del matrimonio che abbiamo celebrato a Cagliari in cattedrale, chiesi a mia moglie dove volesse andare e lei mi disse andiamo in Viale Fra Ignazio dei Frati. Ma non fu una scelta casuale, fu una scelta dettata dalla semplicità che ancora oggi voi riuscite a trasmettere nel vostro modo di essere, nel vostro modo di vestire, nel vostro modo di fare fede e di fare chiesa, ok? Ed è quella semplicità che a questo territorio è piaciuta per 40 anni e che a questo territorio vorrebbe avere per altri 40, 80, 100 e forse più anni. Territorio che proprio in questo santuario ha vissuto una fortissima unione ogliastrina e la Madonna d'Ogliastra testimonia ogni anno
ogni mese, ogni giorno di questa unione dei comuni ogliastrini. I sindaci presenti lo sanno a cosa mi riferisco, al fatto che sia il vescovo precedente sia il vescovo attuale, quindi sia Monsignor Piseto sia Antonello Mura, hanno voluto ogni anno richiamare le comunità tutte in questo santuario. C'era un motivo, una centralità, un santuario che guarda al mare e che guarda alla montagna allo stesso identico modo, per darci un segnale, che era un segnale che uniti ce la possiamo fare. Proponiamo che cosa? Se siamo in due che stiamo male, voi perché non riuscite a stare e noi perché voi volete o avete, ahimè, dovuto scegliere di andare via, proviamo ancora a capire se facendo qualcosa di più noi e qualcosina di più voi possiamo ancora mantenere questa presenza che è stato già detto, ripetuto, per noi è fondamentale, perché ha rappresentato e vorrebbe continuare ad essere una guida per i ragazzi, per i giovani, per i più giovani e tanto più anche per chi dalla mezza età in poi ha bisogno di sentirsi semplice però accompagnato in un percorso di fede e in un percorso di presenza sociale. Detto questo, riflettiamo insieme, visto che il dialogo è aperto, se da parte nostra ci possono essere delle possibilità in più. Lei ha parlato di difficoltà amministrative, ha parlato di difficoltà di tante cose che ci sono da fare. Proviamo a vedere, guardiamoci negli occhi, tendiamoci la mano, cerchiamo di capire se tra noi, me per primo, possiamo fare un piccolo passo per aiutare tutti quei lavori che da solo io comprendo non è possibile portare avanti. È chiaro che se poi dobbiamo fare un ragionamento, come dire, di un minimo di 3 fratelli per poter tenere una congregazione, io lì non posso entrare nel merito. Posso però, al pari di tutti i cittadini ogliastrini, proporre un qualcosa di più, uno sforzo aggiuntivo di qualunque natura esso sia. Vi chiedo, ci sono possibilità di parlarne? Grazie. Voleva intervenire Susi, sì, poi ho visto Carmine. Ciascuno esprime con le proprie motivazioni e la preoccupazione. Io vengo con questo. Io sono venuta con questo. Abbandonarci uguale sconfitta. Sono ripetitiva perché ci siamo già visti in collegio. Ho detto, forse anche troppo. Ho paura di essere ripetitiva perché l'ho già detto. Sempre arrabbiata, sempre dispiaciuta. Ripeto, non so come definirla questa cosa, perché viviamo qui da tanti anni, cioè siamo nati qui e conosciamo i frati, siamo cresciuti con voi, gliel'ho già detto questo, da che avevo 11 anni, li abbiamo sempre conosciuti. E come qualcuno ha detto, l'ha detto Davide, l'ha detto l'altro Davide, i frati hanno per noi un significato in più. È vero che sacerdoti ce ne sono anche altri, qui è stato detto che insomma il santuario è della diocesi, giusto Padre Enrico? Il santuario della diocesi, quindi non verrà chiuso, sfatiamola questa cosa, però non sarà la stessa cosa. Non avere più i frati non è la stessa cosa, perché io adesso mi rifaccio a mamma, 95 anni, che è coricata, che le ha mandato un messaggio, io ce l'ho nel telefono il messaggio che le ha mandato, Padre Enrico l'ha visto, dove dice con un filo di voce: i frati non se ne devono andare, non devono mollarci, non ci devono lasciare. Perché lei ha vissuto e ogni venerdì aspetta quella comunione che solo Padre Enrico le porta. Mi rifaccio a tutte quelle persone che ci hanno aiutato dandoci tutte queste frasi, che hanno detto
non possono andare via e non dovete andare via. Poi mentre ero seduta lì e l'ascoltavo, ho pensato, è vero, non hanno frati, però mi è venuta una domanda un po' cattiva che io adesso le rivolgo. Se è così, ci sono così pochi frati, mi spiega perché è stato aperto ad Olbia, dove ancora non è una comunità, come dire, una nuova comunità appena aperta. Io mi ricordo quando qui i frati che c'erano, fra Pierluigi allora, se ne andò via da qui. Avevamo creato un bellissimo gruppo di preghiera, andavamo nelle case dei malati insieme a lui a pregare. Uno può dire serve, non serve, serve, perché quando tu vai con la preghiera e vai col sacerdote, col frate, nelle case da un malato, serve, e li abbiamo tutti i malati. Quando fra Pierluigi ci disse vi devo lasciare perché apriamo ad Olbia, era contentissimo. Anche tu te ne vai, ci lasci, ma perché? Ma perché lì c'è molta gioventù, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare. Ma perché qui cosa c'è? Ma non ce li abbiamo anche noi giovani? Ce li abbiamo. I numeri hanno parlato. 45 bambini alla prima comunione. 45, non sono pochi. Io non so a Cagliari, eppure Cagliari è grande, se li avete avuti 45 bambini alla comunione. E il santuario è sempre pieno la domenica di bambini e qui tutti me lo possono testimoniare. Abbiamo fatto tante cose grazie a Padre Enrico che ha lavorato anche da solo, che lavora da solo da circa un anno. Avevamo Padre Maurizio anziano, un tesoro che tutti abbiamo conosciuto, un tesoro. Capisco che a 96 anni lui non possa essere qui perché poverino, è molto anziano, non peraltro, ma sono sicura che se io glielo chiedo, Padre Maurizio le direbbe io voglio tornare alla Lanusei. Come sono sicura che Padre Francesco vorrebbe tornare alla Lanusei. Come sono sicura che Padre Andrea, che tutti noi conosciamo, vorrebbe tornare alla Lanusei. Allora dico, non è vero che non si potrebbe creare la comunità, la fraternità. Giustamente è stato chiesto, c'è qualcosa che si può fare? Allora, è un'altra cosa, mi riallaccio al ragionamento che ha fatto lei, noi in famiglia. Se devo portare mio figlio dal dentista, giusto, faccio un'altra rinuncia, ma non è che il discorso che avete fatto voi, perché se io porto mio figlio dal dentista devo rinunciare a un'altra cosa. Voi rinunciate alla Lanusei per Olbia. Allora, anche qui la comunità è giovane, ha voglia di crescere. Se parlo da catechista, vi dico che i bambini sono entusiasti, le famiglie, i genitori, che grazie a tutto il lavoro anche che ha fatto Padre Enrico e che ci aiuta a fare, facciamo comunità con loro, fraternità, la facciamo insieme. Consiglio pastorale, l'ha detto benissimo Alessandro, lavoriamo tanto. Padre Enrico è solo come frate, ma non solo come comunità, perché ci siamo tutti a dargli una mano, tutti in forze. Io gliel'ho chiesto l'altra volta, lo richiedo questa volta pure. Vero che da solo non può stare, però se Padre Enrico ci desse disponibilità, se qualche altro frate che è stato nominato ci desse disponibilità, potete tenere aperto, non ci dite la parola irrevocabile, come ci avete detto. Quella è l'ultima parola che dovete tirare fuori,
perché quello è il messaggio che a noi rimane, quello è il messaggio. E andare via per noi, guardate, è un abbandono che è uguale alla vostra sconfitta, come sacerdoti e come frati, perché vi abbiamo qui 40 anni fa e più, vi è stato donato questo posto, questa meraviglia, questo angolo di paradiso, vi è stato donato, non potete lasciarlo e non dovete, o perlomeno faccia di tutto per venire, perché i ragazzi ci sono, anche dei vostri frati, qualche giovane che possa venire a dare una mano, ma certo che c'è, e che non mi si dica che non vogliano venire, perché io non ci credo, perché io lo so che i frati che vogliono venire e stare qui ci sono, fateli venire però, dategli l'opportunità di venire e non portate via il vostro ordine, ok? Mi scuso se lo sai, ma la penso. C'era Carmine Arzu. Carmine che tutti conosciamo, sempre vicino alle nostre realtà, dei salesiani, anche dei frati e quant'altro, nella politica. Quando si parla di politica certamente l'argomento comincia ad essere diverso, però io non volevo neanche intervenire, perché tutti gli interventi che sono stati fatti sono interventi che veramente toccano, perché sono fatti sinceramente questi interventi. Senz'altro non sono preparati, ma sono state usate le parole che altri hanno detto. E anch'io mi sento di iniziare con questo ragionamento. Il sindaco di Lanusei ha citato i salesiani. Bene, io quando i salesiani hanno chiuso, che è stata una botta data in testa e nessuno di noi sapeva, io rappresento oggi gli ex allievi della Sardegna, sono presidente ispettoriale della Sardegna. Alla data ero ex allievo dell'Unione di Lanusei. Dare un colpo così non è bello per persone, perché già i salesiani erano pochi, anche lì, ma erano pochi perché? Non perché non ce n'erano, il nostro territorio non ne ha dato salesiani, ne ha dato. Però in poco tempo diversi salesiani sono venuti a mancare. Ora, chi mi ha preceduto ha fatto un ragionamento che io non avrei fatto per delicatezza, però mi sento di appoggiarlo, perché anche i salesiani hanno chiuso Lanusei, chiudono Nuoro e però hanno aperto Olbia. E questi sono ragionamenti veramente, io non avrei toccato questo ragionamento perché mi dà quasi fastidio, sto andando contro quello che è l'iniziativa dei salesiani, perché magari credono che aprendo anche ad Olbia raggiungono più fedeli. Non l'avrei toccato, però sentendo il ragionamento fatto da chi mi ha preceduto ci tengo a rafforzarlo questo ragionamento. Perché quando io vado ad Arborea, dove hanno chiuso qualche anno fa, se vado a Santo Lussurgio, che hanno chiuso da un po' di tempo, e ci sono ancora fedeli che a Santo Lussurgio ci sono le suore di Maria Ausiliatrice. Ad Arborea c'è un salesiano che non è più salesiano, è nella chiesa secolare. Però è la stessa cosa, è sempre un sacerdote. Ma non è la stessa cosa, perché quel gruppo di persone, quelle famiglie si sono disperse. E questo a me piange il cuore, perché io sono sempre stato, da ragazzino, chi mi ha preceduto ha detto da quando avevo 10 anni, insomma, io da quando ho fatto la cresima, perché allora era 8 anni, ho iniziato ad essere oratoriano, perché prima comunione e cresima si faceva in parrocchia. E da allora oggi ne ho 79, quindi presumo che un paio di anni ce li ho.
ma provenivo da una famiglia dove mio padre era ex allievo, mia madre era cooperatrice, mio nonno era ex allievo. Allora queste cose in un territorio dove veramente si conoscono, e qui il riconoscimento c'è perché da quando è nato questo santuario io ho collaborato con quello che potevo fare, l'ho fatto. Quando è stata inaugurata e lì è stata messa la croce, erano preoccupati, padre Marco mi pare che era preoccupato, sono venuto qui a saldare la croce perché all'ultimo momento mancava qualcosa, quindi erano preoccupati perché ci tenevano, ma quando è stata incoronata la Madonna c'è stato tutto un lavoro fatto dai frati, aiutato da tante persone, e si è fatto, era venuto il cardinale, che oggi non c'è più. Allora tutto questo, quando poi senti che viene a mancare, io penso che per tutti è un dolore, per tutti. Qualcuno ha fatto la proposta, noi siamo pronti, se ci dite come poter aiutare, siamo pronti ad aiutare. Io ho visto una lettera che ha mandato il direttore di Alassio dei Salesiani, che anche lì non esiste più ed è la prima casa salesiana che è nata dopo quella di Torino. Questi qui si stanno organizzando, c'è ancora un sacerdote salesiano, ma si stanno organizzando con gli ex allievi, con la famiglia salesiana, per fare tutto quello che si faceva prima. Certamente non mi posso sostituire a padre Enrico, perché non lo potrei fare, non mi sento all'altezza e non credo di esserlo all'altezza. Però se padre Enrico si rivolge a queste persone, ne trova che aiutano, noi gli chiediamo solo che è un sacrificio e gli diciamo tieniti forte, perché noi ti aiutiamo. Però vi prego, per noi è una questione, qualcuno l'ha detto quasi con sentimento, è una questione di vita. Io ci credo molto, io c'ero quando è stata messa la prima pietra, c'ero. E venivo anche quando c'erano ancora gli archi, perché qui c'era un convento e c'erano gli archi in muratura. Si è sempre parlato sortare convento, l'orto dei frati, del convento. Sentire che adesso se ne vanno, non è più del convento, non è più dei frati. Non lo so cosa sia, mi dispiace dirlo, perché visto che rappresento gli ex allievi in questo modo, forse qualche parola andava misurata, però mi sento di dire che guardi tutte queste persone, ma non sono tutte quelle che potevano venire. Non è stato pubblicizzato. Tutti questi manifesti io li ho letti perché li ho letti ma non è stato pubblicizzato, solo a quel gruppo che ha aderito. Non pensiamo che non ci siano altri, c'è tutto il territorio oliastrino che crede veramente nel santuario della Madonna degli Astri, gestita dai frati. Bene, io penso che sono stati espressi pareri diversi. Se c'è un ultimo intervento, ma che sia l'ultimo, e poi il provinciale deve anche tornare a Cagliari, ringraziamo della sua presenza, della sua disponibilità, anche del suo modo umile di rispondere, di stare tra noi. Se c'è qualche altro intervento, l'ultimo, Angelo Stocchino, sindaco di Arzana. Grazie, scusate se allungo un po' gli interventi, però è doveroso portare i saluti della mia comunità. Come ha detto Carmine, molti arzanesi non sono venuti qua per la questione Covid, contingentamento, e quindi hanno cercato di mandare il sindaco che li rappresenta. Quindi voglio che sia chiaro che oggi non è solamente la comunità di Lanusei, quindi i suoi 5.000 abitanti, ma attorno a Lanusei ci sono tutti gli altri comuni, c'è il comune di Lini, c'è il comune di Bono, di Luceri, di Villagrande, quello grosso di Tortolì. Cioè anche qui c'è un nucleo che supera i 40.000 abitanti, perché io ho ascoltato molto attentamente anche l'intervento sulla questione di Olbia.
E quindi era giusto precisare che l'Anusei non è sola, qui ci sono le altre comunità che vedono e che hanno avuto il sostegno dei frati. Per noi è una cosa importante, non sto qui a ripeterlo perché anche per me è un qualcosa che mi appartiene, nel senso che quando i frati cappuccini minori sono arrivati era il 79, io nell'80 sono entrato nei Salesiani e con loro ho fatto un percorso sia con i Salesiani sia con i frati cappuccini, sia di fede ma anche di amicizia personale, perché abbiamo ricordato alcune cose, quindi su questa cosa non sto a ripeterlo perché ho ascoltato molto attentamente anche la metafora che ha usato del suo fratello che stava male, quindi ci ha mandato un messaggio molto chiaro. Ha usato questa metafora che è da persona intelligente, perché ha voluto in termini anche delicati mandare un appello di quello che oggi i frati cappuccini minori stanno vivendo. Però anche su quella partita ha aperto un fronte. Allora io quello che dico oggi è che purtroppo il mondo è cambiato, è completamente cambiato e Padre Francesco ce l'ha insegnato, quindi io credo che nonostante la vostra missione sia di vivere, come ha detto lei giustamente, in fraternità, purtroppo la contingenza ci ha portato a vivere situazioni diverse. La storia del Covid di questi 2 anni ci ha fatto capire che è completamente diverso. Io non avrei mai immaginato di fare giunta a distanza e di non vedermi con i miei consiglieri comunali e con i miei assessori da 7 mesi. Ci vediamo in astratto tramite web. Giustamente non posso chiedere a voi di farlo, però vi voglio sensibilizzare anche su questa partita. Purtroppo il mondo sta cambiando, è vero che le vocazioni stanno diminuendo e quindi anche su questa partita voglio aprire una sfida a noi stessi, nel senso che forse non ci stiamo adoperando, non stiamo aiutando voi stessi, Padre Enrico, a cercare di sensibilizzare i nostri giovani per diciamo intraprendere questo cammino. Quindi anche in questo l'Ogliastra può essere sperimentale, Padre Filippo. Noi purtroppo ci stiamo inventando di tutto e di più, perché siamo pochi, siamo soli e siamo maltrattati. E quindi, tornando alla questione Covid, ci siamo dovuti inventare per i nostri anziani l'assistenza domiciliare Covid. Abbiamo riconvertito l'assistenza domiciliare e l'abbiamo fatta Covid. Stiamo con i sindaci qui presenti mettendo in campo progetti sperimentali per portare avanti le istanze e i servizi basilari per il nostro territorio. Allora io a lei voglio chiedere: perché non utilizzate l'Ogliastra per fare una sperimentazione sul vostro ordine? Perché non inventiamo qualcosa e noi ci siamo? Perché non vi possiamo aiutare? E io come sindaco di Arzana, come comunità, vi dico che noi siamo disponibili insieme a voi a fare un cammino nuovo che magari potrà essere copiato anche in tutte le altre parti d'Italia e d'Europa, ma noi ci siamo. E questo mi sento di dire. Su tutte le altre cose credo che abbiano espresso tutti i punti di vista, e ci perdoni se abbiamo voluto farlo in termini accorati, ma non perché siamo egoisti. Gli ogliastrini non siamo egoisti. Gli ogliastrini siamo persone di buon cuore, siamo persone che si mettono a disposizione di tutti. E Fra Enrico sicuramente gliel'ha detto e gliel'ha trasmesso ulteriormente. Ecco, io concludo con una sfida. Ci utilizzi per fare sperimentazione. Padre Francesco ci ha indicato alcune strade e le sta facendo. Fatele anche voi, usate la nostra piccola provincia, anche se noi tutti non la vogliamo, ma la sentiamo e la stiamo chiedendo per garantire questi servizi essenziali, per poterci confrontare con Olbia, che è un paese, che è una provincia ricca, che ha 140.000 abitanti e noi purtroppo ne abbiamo 60.000. Però per questo chiediamo che davvero questo presidio possa continuare a esistere. E noi ci siamo, utilizzateci per quello che serve. Noi siamo pronti insieme a voi a fare sperimentazione su questo percorso. Grazie. Dunque, partiamo da un po' il mondo della vita religiosa, perché in parte, ecco, dobbiamo parlare la stessa lingua, capire ciò che è possibile e ciò che non è possibile, e cosa c'è alle spalle dietro tante cose. Allora, si può lasciare Padre Enrico da solo, si può provare questo, si può provare quest'altro. Ci sono dei limiti da quello che si può fare. Se io non adempio determinate cose in un determinato modo,
Poi arriva il ministro generale e dice vabbè, fatti da parte, a questo punto ci penso io. Perché la legge è questa, le regole sono queste. Non parlo in specifico di chiusura di questo posto o di un altro posto, in generale. Cioè, un frate da solo non può vivere. Succede una volta, succede in una parte, succede in un'altra, succede per troppo tempo, alla fine arriva il ministro generale e fa quello che deve fare, perché si deve vivere così. Chi è al di sopra delle leggi dello Stato? Se il sindaco invece di seguire le leggi dello Stato si mette a seguire quello che gli frulla, qualcuno, come dire, fa notare il tutto nei gradi più alti, arrivano, lo prendono a braccetto e lo portano da un'altra parte. Quindi anche io ho qualcuno sopra di me che controlla quello che faccio. Padre Enrico ha qualcuno sopra di sé che controlla quello che fa. Funzioniamo così dappertutto, in tutte le cose. Vedete che anche il Papa non ha paura di intervenire ormai anche su vescovi e cardinali che sembra sono persone intoccabili. Quando qualcosa non va, interviene tranquillo. Così anche io non faccio parte di quelli che si possono tranquillamente spostare, non che mi dispiacerebbe, che sono, come dire, più responsabilità che gioie, però ci sono anche le gioie. E va bene, questo giusto per capire, ci sono limiti e regole a cui dobbiamo sottostare. Ho professato davanti a Dio le costituzioni dei frati minori cappuccini, che vuol dire che pena, come dire, non solo il peccato mortale, ma il sacrilegio non le posso, come dire, disattendere. Ho fatto voto, così come l'ha fatto Padre Enrico e qualunque altro cappuccino di questa provincia e di questo mondo. Quindi non si tratta di, ma fai finta di niente, no, non si può, se no dovrei confessarmi tutti i giorni di sacrilegio. Ma a parte questo, poi modalità e altre cose, diciamo, vabbè, si potrebbero trovare, potremmo vedere diverse cose. La sollecitazione più importante è venuta dal sindaco sicuramente, che mi ha detto possiamo trovare un modo, ci possiamo venire incontro. La risposta è non lo so, nel senso che le aperture, le possibilità, come dire, devono crearsi ed essere talmente evidenti da aprire delle brecce che, come dire, non si possono ignorare. In questo senso dico, è più nel futuro che nel presente ho capito anche come provinciale nel governare la provincia che il più delle volte aspetto da Dio la soluzione di qualcosa piuttosto che crearla, come dire, con le mie mani, perché ogni volta che mi metto a creare qualcosa faccio danno. Quando mi metto in preghiera e aspetto l'illuminazione, quando arriva è abbastanza efficace, è solo da eseguire. E quindi insomma anche in questo caso, come dicevo fin dall'inizio, non è facile capire cosa fare e se si può fare qualcosa di diverso, non lo so, ve lo dico sinceramente, non lo so, non posso darvi una risposta sostanzialmente. Già dialogare è buono, sicuramente se non c'è dialogo, se si fa il muro contro il muro, non si ottiene niente. No, dialogare è buono, qualcosa di buono ne esce fuori di sicuro. Ora come ora non so dirvi nulla, non ho altre alternative, sto per andare da altri vescovi e altri, non credo altri sindaci, perché non tutti i sindaci poi si mettono il problema, andare altri vescovi a dire scusate, devo chiudere, mi troverò punte a capo con delle situazioni da affrontare, però le devo fare. Non voglio glissare anche la questione Olbia, perché il messaggio che passa poi è sbagliato. Non c'è un Lanusei contro Olbia, un Olbia contro Lanusei. Non stiamo chiudendo Lanusei perché dobbiamo tenere aperto Olbia, no. Anche perché le cose non sono contemporanee, prima di tutto. Vi ho parlato prima, anche se è andato in passant, di errori, cattive gestioni piuttosto che
come dire, problemi imprevisti. Ora, i Cappuccini in Sardegna hanno vissuto nell'epoca recente un periodo di espansione e di vocazioni enorme, tanto che eravamo l'invidia di tutta Italia. Voi avete un sacco di vocazioni, ma come fate? La risposta non lo so nemmeno io, il Signore le ha mandate. Spinti anche da questo, un po', come dire, in modo forse poco provvidente, o anzi previdente, c'è stato il periodo espansionistico. Però poi è arrivata anche la mazzata, qualche morte, diversi frati usciti, diversi frati ammalati o in crisi, e nel giro di pochissimi anni, stiamo parlando proprio di questi ultimi anni, abbiamo preso una mazzata di, come dire, di calo di frati enorme, impreparati. Qualche mio confratello direbbe non devi andare a spiegare tutto a tutti o chissà che cosa. Mi sento di dirvelo e ve lo dico. Quindi Olbia è stata aperta, sì, siamo tanti, guarda quante vocazioni stanno arrivando. Le vocazioni devono anche perseverare. Purtroppo è successo anche che molte vocazioni non hanno perseverato. Chi esce all'inizio, chi esce dopo pochi anni, chi esce anche dopo molti anni. Chi muore, chi si ammala e, come dire, sta lì in un convento dove è abituato a stare e può fare molto poco. Il discorso anche di manda questo e manda quello, lo so io quando devo fare le fraternità ogni tot di anni, ci vediamo in 3-4 frati a dover decidere tante cose, tante volte siamo rimasti molto tempo a guardarci in faccia. Che facciamo? Cosa facciamo? Chi spostiamo? Come facciamo a riempire questo convento? Ve lo dico per capire che, ascoltando anche un po' di impeto di cose, cioè, dico sì, sembra facile vista da fuori, sembra facile, basta portare Tizio Caio qua, ti sposti questo qui, mandi quello lì. Se fosse così semplice sarei cattivo a non farlo, però io so e non dico, so i problemi che ci sono dietro, a spostare, a mandare, a cambiare. Vi assicuro che non è così facile. Anche qualche frate pensa sia facile. I numeri ce li abbiamo. Sulla carta, sì. L'età, la salute, le possibilità, le disponibilità. Tanti studenti sono tutti in formazione. Quando arrivano? Fra 5 anni? Fra 10 anni? Poi tanti. Chi arriverà fino alla fine? Ne abbiamo uno lì. Speriamo che perseveri. Altrimenti allora questo ve lo dico, dare una soluzione facile, se ci fosse la soluzione e non la dessi sarei peccando contro Dio e contro di voi. Se veramente, come qualcuno diceva, non lo volete fare ma potete, starei peccando contro Dio e contro di voi, e anche in malo modo. Non è così facile. Ora vi dico, non sono qua per darvi una risposta, sarebbe così sciocco se avessi avuto già la risposta e potessi darvela adesso, sarebbe stato tutto così facile e noi invece abbiamo montato tutto questo baradan di... No, non è così facile. Non voglio disprezzare quello che sta succedendo nel vostro territorio, fra di voi, in questa parrocchia. Ho un occhio da una parte e un occhio dall'altra, sto ascoltando, se il Signore apre una porta, per carità, la imbocchiamo,
che subito se la apre e quando la apre. Allora, capisco i social, capisco le proteste, capisco tutto. Vi pregherei di fare anche una cosa più importante di questa: congiungere le mani e mettervi in ginocchio, un po' di più. Forse otterrete molto di più da Dio. E vi ricordo cosa successe, giusto per chiudere, ma giusto per capirci, cosa successe tra Santa Scolastica e San Benedetto, un piccolo brano della loro vita. Santa Scolastica una volta all'anno andava a trovare San Benedetto al monastero e si fermavano in dolci conversazioni tutta la giornata. Arrivati alla fine della serata, come la legge vuole, San Benedetto dice: adesso è ora tarda, non è confacente che stiamo fuori dal monastero, rientriamo. La sorella ha detto: come, mi lasci sola? Ti prego, rimani con... No, sorella mia, non è possibile, non si può. No, ma ti prego, guarda, sorella mia, non si può. Scolastica si mette in preghiera sul tavolo, qualche istante, risolleva la testa e fuori scoppia una tempesta, tanto che era impossibile aprire la porta. E Benedetto ha detto a sua sorella: ma cosa hai fatto, sorella mia? Ma come hai potuto? Ho pregato te, fratello mio, e non mi hai ascoltato. Ho pregato il mio Signore e mi ha ascoltato subito. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Bene, direi che possiamo terminare. Ecco, ringrazio il padre provinciale per essere tra noi. Voglio terminare con questa considerazione che l'Ogliastra ci vuol bene. Hai visto quanta manifestazione di affetto l'Ogliastra ha bisogno. Io personalmente sento un peso nel cuore di dover partire. Loro sanno anche, Davide, il sindaco, ha espresso quanto anche mi sono integrato in questa comunità, ma questo non importa se è stato trasferito comunque, perché un frate deve fare l'obbedienza. Ci sarebbero venuti altri frati al mio posto, nessuno indispensabile. Però realmente io constato questo, che questo è uno dei posti ultimi della Sardegna, sia come diocesi povera di religiosi, anche con poche associazioni, insomma, è bisognosa. Un territorio bisognoso e storicamente abbandonato. Anticamente la diocesi, questa zona dell'Ogliastra, che era parte dell'antica diocesi di Suelli, era la periferia della diocesi di Cagliari, dove mandavano i preti puniti della diocesi di Cagliari. E quando venne il nostro primo vescovo d'Ogliastra, sapete che era un cappuccino, lo sapevate, no? Monsignor Carchero, era provinciale dei Cappuccini, venne fatto vescovo, era della zona di Monsignor Murari, dove che era di Cuglieri, era di Cuglieri. Venne fatto vescovo, è andato qui e si rese conto appunto che i sacerdoti erano indaffarati più nei loro affari che negli affari di Cristo, quindi istruì il clero, si diede da fare, perché erano sacerdoti scontenti, puniti, mandati qui. Quindi una zona abbandonata. E noi che siamo appunto, poi il provinciale ha dato le giuste motivazioni e vere, date con coscienza e con verità, questo è vero perché lo so, però è vero che noi che siamo quelli che vanno tra gli ultimi, dove nessuno vuole andare, ecco, speriamo che il Signore ci apra la porta e possiamo rimanere tra gli ultimi in questo caso. Poi il provinciale ci dà la benedizione, così terminiamo il nostro incontro.
Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Il Signore sia sempre con voi. Faccia che voi siate sempre con Lui. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Arrivederci, a presto. Arrivederci, buon viaggio, buona serata a tutti.